Ramiro. Ci siamo? Pero estamos en la directa. Sì, sì. No me aparece, A ver. ¿No? no me aparece como para cortar después. Bueno, yo lo manejo yo. Pero vos lo ves. Arriba de todo me dice grabando y Acá está, lo veo. YouTube. Listo. Iniziamo. Quando volete. Ok. Iniziamo. Diamo inizio all'ultimo terzo incontro di aggiornamento professionale per docenti di lingua italiana nel mondo, in questo caso soprattutto in Argentina, ma ci sono iscritti anche da altri paesi. Questo ciclo di tre incontri è stato organizzato dall'Associazione Veneta di Rosario, dall'Ateneo Veneto, da cui fa parte il professore Balboni. È stato anche patrocinato dal Consolato Generale d'Italia a Rosario. Forse si collegava il dirigente scolastico per darci un saluto, e anche dalla Fedilcit, la Federazione per la diffusione della lingua italiana e la cultura in Argentina, la cui presidente, neopresidente Luciana Colasurdo, non è potuta anche collegarsi per alcuni problemi, ma invia i saluti. Questo terzo incontro è previsto per fare domande e risposte dal professore, quindi non sono arrivate domande tramite mail, e quindi se volete farle tramite la chat o a viva voce, non c'è nessun problema, il professore è come sempre disponibile. Se magari vuoi fare qualche introduzione, Paolo, e poi... Molto semplice, è dal 77 che mi occupo di didattica delle lingue e didattica dell'italiano. E il primo incontro con gli insegnanti l'ho fatto nel 78 e quindi sono 45 anni che sento domande e che sento quali sono di solito i principali problemi. Quindi io molto volentieri rispondo alle domande. So anche che ogni tanto ci sono delle domande alle quali non so rispondere, perché se uno mi chiede o mi chiede commenti su problemi, per esempio, sull'insegnamento dell'italiano in Argentina, in questo momento sono alcuni anni da prima del Covid che non vengo e quindi non lo so e rispondo semplicemente non lo so. Se ci sono altre domande cui non ho una risposta immediata, poi la mando per mail. Se ve ne vengono altre in futuro, fatemi mail senza problemi. Quindi io sono qua, vediamo chi avrà il coraggio di rompere il ghiaccio, visto che lì avete 1 grado, il ghiaccio è quasi pronto, quindi potete rompere il ghiaccio. Di solito è difficile fare cominciare, ma poi è difficilissimo fare finire l'incontro. Quindi vediamo un attimo che curiosità vi vengono, di qualunque tipo, ehm, linguistico, didattico, culturale, letterario, tutto quello che può riguardare l'insegnamento dell'italiano nel mondo, la promozione dell'italiano nel mondo, l'opera e tutte queste cose. Quindi pensateci, io intanto bevo un goccetto e aspetto una domanda. Scritta o orale, come volete voi? Anna Emilia Moglia mi ringrazia perché mi ha fatto una mail e le ho risposto. Quindi io dico prego al ringraziamento. Chi Vediamo chi sarà vuole la rompere il prima ghiaccio? risposta. Ramiro? Io veramente ultimamente sono molto interessato a vedere come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento.
per l'insegnamento della lingua. Si sente? Sì, sì, sì. Ok. Lei ha avuto la possibilità di studiare, di analizzare certe piattaforme che utilizzino l'intelligenza artificiale come strumento per l'insegnamento della lingua. Si sente? Sì, si sente solo che alcuni hanno i microfoni aperti per cui fa eco, quindi bisognerebbe spegnerli. Utilizzino l'intelligenza artificiale. Ecco qua. Allora, è probabilmente il tema di cui si discute di più in questi tempi. Intanto non è una novità. Quando noi prendiamo il cellulare e dettiamo un messaggio, stiamo usando intelligenza artificiale. Il cellulare in italiano sa distinguere la come articolo, la come avverbio e poi l'H. Quindi non è una novità l'intelligenza artificiale. Quello che ha spaventato molto è stato il lancio pubblicitario, ha incominciato ChatGPT, ma poi tutti gli altri che stavano rimanendo indietro, che hanno fatto un lancio di prodotti ancora non completamente rifiniti. L'intelligenza artificiale è istruita, cioè si insegna al sistema ad andare a prendere dati. Ma il modo in cui sono state fatte le prime intelligenze artificiali si basavano su dati, in un caso erano sui dati dell'Iowa, uno stato degli Stati Uniti che ha meno abitanti di Rosario, cioè le cose stanno cambiando con una rapidità enorme. A cosa possono servire, a cosa può servire l'intelligenza artificiale per le lingue? Intanto vi dico che trovate vari articoli. Vi ricordate che vi avevo dato il sito www.anils.it dove c'è la rivista Selm. Sono gratuiti tutti i numeri fino al 23. Se voi andate lì, ci sono tanti articoli, soprattutto di Attilio Galimberti, che è un insegnante, sull'intelligenza artificiale. Ma lui fa anche webinar, quindi al limite potete chiedergli di organizzarne uno. Tra le altre cose, vi avevo detto che io mando sempre una newsletter. Negli ultimi 3 numeri, quindi basta anche lì che me li chiediate, Galimberti ha presentato in ogni numero 2 piattaforme, dicendo vantaggi e svantaggi. Allora, partiamo dagli svantaggi. Diciamo che il lavoro dei traduttori con l'intelligenza artificiale finisce. Questo vuol dire anche problemi, vedo Andrea Vignando che dice tanto di sì con la testa. È uno dei guai più terribili. Io sono stato a inaugurare a Bari qualche mese fa l'anno accademico per la facoltà di traduttori e interpreti e sono partito proprio dal discorso, ragazzi, sono partito dal discorso l'anno prossimo forse non ci sarà più un'apertura di un anno accademico, perché a questo punto il laureato che sa fare il traduttore ma che si occupa essenzialmente di lingue, con l'intelligenza artificiale rischia di sparire. Rimarrà il laureato in lingue, ma con una cultura italiana per tradurre dall'italiano, latinoamericana per tradurre dallo spagnolo americano e così via. Cioè si farà fare sempre di più la traduzione all'intelligenza artificiale. Io ci ho provato e vengono fuori delle cose ottime, che hanno però sempre bisogno di una rilettura o di una spiegazione o altra. Quindi questa è una cattiva notizia.
Cattiva notizia è anche quella sui compiti di traduzione, di riassunto. Non so se ci avete provato, non solo la traduzione, ma il riassunto ve lo fa in italiano perfetto in 1/10 di secondo e potete dire anche in quante parole volete che sia fatto il riassunto. Ricordatevi che all'intelligenza artificiale non si chiede di fare le cose, si danno ordini, e la grande difficoltà dell'intelligenza artificiale è che, siccome non è intelligente ma è stupida, bisogna darle ordini chiari. Cioè, se l'ordine che diamo all'intelligenza artificiale è confuso, lei ci dà risposte confuse. Esiste una sigla americana che è GIGA, garbage in, garbage out. Se gli dai schifezze, ti ridà schifezze. Cioè, la cosa difficile per l'uso è saper ordinare quello che vogliamo. Allora, le notizie brutte, dicevo, sono le traduzioni di assunti, quelle cose lì, le fa meglio lei di noi. Ma c'è bisogno di un umano per rileggere. È difficile da gestire, nel senso che bisogna essere chiari in quello che si vuole. Terzo, bisogna trovare, ce ne sono, e vi ho detto, in quelle mail, ce ne sono in quella newsletter, ce ne sono 2 ogni volta. Bisogna trovare dei siti fatti apposta per insegnanti di lingue, in particolare per insegnanti di lingue straniere. Ce ne sono, perché se uno deve andare su ChatGPT gli arrivano risposte generali, mentre i siti per insegnanti voi potete chiedere un testo, in alcuni è a livello A2, a B1, A2 e così via. Non è che siano perfetti, ma comunque sono abbastanza, cioè è diverso il testo. Se voi chiedete sullo stesso argomento 150 parole A2 e 150 parole B2, il testo viene diverso. Quindi ci sono questi siti. In particolare sono utili, secondo me, non tanto per cercare dei testi, perché testi ce ne sono tanti su internet e così via. Comunque gli si possono far scrivere dei testi, ma la grande utilità è nel fare attività, scelte multiple, domande, scelte multiple con 3 uscite, con 4 uscite. E poi, per carità, se voi ne chiedete 20, anzi, se voi ordinate di farne 20, poi 5 le buttate via, perché sono ambigue, cioè c'è sempre bisogno dell'umano dietro. Però fa molte attività, è bravo nel fare attività. Poi si possono fare anche altre cose molto più sofisticate. Per esempio, si può chiedere di registrare tutti i voti che date, su che cosa l'avete dato, che errori sono stati fatti, perché se gli studenti fanno gli errori lavorando sul tablet o collegati, l'intelligenza artificiale è in grado di dirti dopo un mese: guarda che Filippo Boasso sbaglia regolarmente passati. Allora, questo è statisticamente importante, ma io sono convinto che Paolina Boasso, che fa l'insegnante, non ha bisogno di aspettare un mese di intelligenza artificiale. Lo capisce da sola. Allora, vale la pena andare a vedere che cosa può fare, ma poi vale la pena farle fare solo le cose che non abbiamo tempo di fare, non ci piace fare
non siamo capaci di fare. Per esempio, molto spesso può essere utile, se io voglio fare un lavoro su quello che sta succedendo oggi in Italia o in Europa, dal punto di vista politico, l'avanzata delle destre, tutte queste cose. Voi leggete Corriere online, Repubblica Online, vedete. Dopodiché, andare a prendere un articolo dal Corriere di solito è troppo alto per gli studenti, è difficile. Allora, voi potete fare o dire a intelligenza artificiale che dai giornali crei un articolo di 300 pagine sulle elezioni europee livello A2, B1, oppure farlo direttamente voi in spagnolo, così viene tranquillissimo sul computer e potete selezionare le forme che gli studenti sanno già del passato, l'articolazione, il periodo ipotetico, se lo sanno, se non lo sanno e così via, e poi chiedere la traduzione in italiano, rileggerla, in modo che ci siano i contenuti che volete voi, non ci sia la fatica di doverli scrivere in italiano. Ecco, questo può essere un modo di utilizzare l'intelligenza artificiale. Ordinarle in maniera chiara cosa fare e scegliere noi cosa farle fare, o perché ci chiede troppo tempo, o perché non ne siamo capaci, o perché non ne abbiamo voglia. Io ho sempre odiato fare le domande a scelta multipla. Non so perché. Le odio. Poi sono comodissime, funzionano benissimo, danno un'idea molto chiara di quello che hanno capito, non hanno capito, eccetera. Io odiavo farle. Se adesso devo fare domande a scelta multiple, ne ho uno scaricato di quei programmi lì che è fatto per stupidi quasi ottantenni come me, cioè facilissimo da usare, mi fa 30 scelte multiple, 10 vanno buttate via, perché io faccio fatica, ma fare le scelte multiple è faticoso, perché bisogna stare attenti che non ci siano risposte che possono andare bene. Quindi 10 le butto via e me ne rimangono 20, che spesso sono anche troppe, insomma. Quindi questa è la cosa. C'è una domanda da YouTube di Hugeman. Quale pensa sia il miglior metodo di insegnamento per imparare qualsiasi lingua? Allora, intanto distinguiamo tra lingue orientali, sillabiche, modali, eccetera, e lingue indoeuropee, cioè germaniche, slave e latine, perché sono due mondi diversi. Quale sia il miglior metodo di insegnamento? Rovesciamolo. Quale sia il miglior metodo di apprendimento? Perché è la testa quella che impara. E se io non tengo conto della testa, non faccio niente. Qui la risposta viene da due categorie di studio. La prima, anni 30, Germania, la teoria della Gestalt. Gli esseri viventi, non solo gli esseri umani, probabilmente anche le macchine, non so come imparino i computer con l'intelligenza artificiale, ma gli esseri viventi imparano con una sequenza molto precisa. Fanno una comprensione globale, usando, se possibile, occhio, orecchio e, se possibile, pensate i bambini, toccano tutto, mangiano tutto, cioè globale totalmente. Noi smettiamo di mettere in bocca le cose perché sappiamo che sono sporche. Poi se ce le mettiamo noi ci ammaliamo. I bambini mangiano cose infami prese su da terra e stanno benissimo lo stesso. Allora, percezione globale. Poi
gli esseri umani fanno delle ipotesi, secondo me funziona in questo modo, secondo me significa questa cosa qua, secondo me serve a fare questo, e lo verificano, comprensione analitica. Se io ho trovato questa, posso fare l'ipotesi, vedendo che è nera, che serva per fare dei segni. Poi ci provo su un foglio e verifico. Comprensione globale, ipotesi. Posso anche pensare che serva per togliere un pezzetto di carne, poi mi rendo conto che è troppo grosso. Posso anche pensare, e lo pensano tante donne, che serva per tenersi i capelli. Io non posso pensarlo per ragioni ovvie, anche perché non saprei come farlo. Nessuno ci aveva pensato prima. Qualcuna ha fatto l'ipotesi, ha studiato come farlo, perché non è che se uno fa così e infila la matita rimangono sui capelli, e poi ha fatto una analisi. Globalità, ipotesi, analisi, sintesi, riflessione, conclusione. La sintesi è: non posso usare questa matita per pulirmi i denti, posso usarla per scrivere su un foglio, non posso usarla per i miei capelli per ovvie ragioni, però se li avessi potrei usarla per farli star su. C'era online, ieri l'altro me l'ha mandato mio figlio piccolo ama i gatti, e quindi mi manda tutte le cose dei gatti. C'era un video, era su Facebook, in quei cose lì sugli animali. Potete forse anche chiederlo: gatto che cade in un vaso di vetro. Allora, un vaso di vetro alto più o meno 2 volte la mia testa, cioè un 40 centimetri, largo così più o meno come la mia testa. Il gatto, curioso, ci va sopra, pluff, va dentro, ovviamente va a testa in giù. E quindi non riesce più a uscire, con le zampe dietro, sopra, non sa come farsi forza. Ci prova, poi riesce a girarsi, mette fuori le zampine, si guarda intorno e va fuori. Ma cosa fa? Perché il gatto è più intelligente e più curioso dei nostri studenti. Cosa fa? Si mette seduto davanti al vaso di vetro. Fase della analisi. Sale, si butta giù a testa in basso, ha imparato a girarsi, fa la prova e viene fuori. Va fuori e se ne va. Ha imparato. Prima ha avuto un'esperienza globale bruttina, è caduto dentro, ha fatto un'ipotesi di come uscire, quindi si è tutto rigirato in modo da avere le gambe sotto, ha analizzato la situazione, ci ha provato, è venuto fuori. Poi, siccome è intelligente, ha voluto ripetere, cioè ha fatto un esercizio di fissazione, esattamente come metti al plurale le seguenti frasi, inserisci è esattamente la stessa cosa. Globalità, ipotesi, analisi di come funziona la cosa, prova, ci ragiono sopra e faccio gli esercizi per ricordarmelo. Questo è il metodo. Le unità didattiche sono basate su questo metodo e così via. Cioè, dare un testo e chiedere subito una comprensione analitica, cioè di capire tutto, va contro natura, perché non lo facciamo quasi mai, a meno che non siamo bravi, cioè madrelingua, abituati a leggere il giornale e così via. Ma anche i bambini, ve ne rendete conto, ma anche i ragazzini di 12 anni, leggono un testo, se sono di lingua madre castigliana, leggono un testo in castigiano, non è detto che abbiano capito tutto. Chi insegna ai bambini sa benissimo che hanno capito il senso generale,
comprensione globale, ma bisogna fare una seconda lettura per avere i dettagli, dicendogli trova questo, trova questa, quindi guidando l'analisi. Questo è il metodo di apprendimento delle lingue. Se ti do un dialogo da sentire, le prime domande devono essere stupidamente facili. Perché? Perché c'è una seconda teoria da mettere insieme alla prima. È la teoria di Krashen, che parte dicendo si imparano le lingue capendo le lingue. Cioè, se tu non fai il comprehensible input, ti devo dare un input e farlo diventare comprensibile, aiutandoti, facendoti domande, dandoti le parole chiave, facendo lavorare insieme chi ha capito di più, vediamo cosa abbiamo capito, cioè lo rendo comprensibile. Però lui dice, perché ci sia acquisizione, cioè un apprendimento stabile, che dura per tutta la vita, servono altre 3 condizioni. 2 sono quelle importanti. Una è che non ci sia, lui lo chiama il filtro affettivo. Se io ti faccio domande troppo difficili al primo impatto col testo, tu sbagli, sei sconfitto, non ce la farò mai. Quando tu dici non ce la farò mai, hai chiuso. Ma non è una questione filosofica, psicologica o altro, è un problema di sostanze dentro qua. Se io incomincio bene, c'è un proverbio italiano che dice chi bene inizia è a metà dell'opera. Se io incomincio bene, il mio cervello produce serotonina, dopamina, noradrenalina, se ho individuato bene le cose, cioè sta bene e dà tutti i neurotrasmettitori che servono per creare sinapsi, mettere insieme neuroni, fare memoria, imparare. Per quello vi dicevo, fase della globalità, domande cretine, facili, perché così ce la fai e sei contento. Vai avanti e crei domande più difficili, ma sempre cercando che non siano troppo difficili, perché altrimenti quando uno sbaglia produce ormoni dello stress, si chiamano. In realtà sono degli ormoni stearici, grassi. Provate voi a far fare un contatto elettrico tra 2 neuroni mettendoci un grasso, una fetta di lardo. Ci sono delle sostanze che ci difendono dalla memorizzazione. Abbiamo un sacco di processi per difenderci dal fallimento. E poi abbiamo tutta la serie di processi mentali per giustificarci dal fallimento. È colpa di quella stronza della prof. Ci dà dei testi troppo difficili. A me di queste cose non me ne frega niente. Avete presente? Le abbiamo fatte anche noi, eh? Cioè, tutti ci giustifichiamo. Allora, ci giustifichiamo per stare meglio, eh? Cioè, io non dovrei bere alcolici a quest'ora, ma mi aiuta a stare meglio con voi. Allora, vi giustifico. Dare task troppo difficili scatena, non ce la farò mai, quella stronza della prof, non mi frega niente di questo test, cioè, quindi non c'è apprendimento. Allora, rendere comprensibile l'input in maniera semplice e poi crescente mano a mano che dalla globalità si passa all'analisi, producendo piacere se è possibile, cioè se anziché dire io quello che significano le frasi che non ho capito eccetera, cerco ma c'è qualcuno che ha capito, ma secondo voi che cosa potrebbe voler dire?
Perché? Perché a tutti piace essere protagonisti. A tutti piace. Ma se ci sono due personaggi che dovevano decidere se andare a mangiare la pizza o andare a mangiare un filetto, se bere birra o bere vino, cioè anche scemenze come queste, tu, Gianni, cosa avresti fatto? Tu saresti andata al vino o alla birra? A chi è che piace la birra? Ci vogliono 5 secondi in tutto. Ma intanto imparano a rispondere, cioè sentono domande e le capiscono. Non devono parlare, basta alzare la mano. Social physical response. Non sono a rischio, ma stanno parlando di sé. Scoprono che quel dialoghetto cretino sull'andare a mangiare la pizza o non mi ricordo che cos'altro avevo detto prima, se bere vino o bere birra, potrebbe parlare anche di loro. Possono usarlo per parlare di loro. Quindi, globalità, ipotesi, analisi, ci provo, riflessione, conclusione, sintesi. Purché si parta da un testo comprensibile, gestito senza creare filtri affettivi, barriere. Anzi, coinvolgendo il più possibile, non è tempo perso, è tempo investito. Quindi, comprendere, niente filtri affettivi. Poi c'è l'altro grosso problema, che è un problema soprattutto per l'intelligenza artificiale, oltre che per tutti i testi autentici, che è una cosa che si chiama ordine naturale di acquisizione. Krashen dice I più 1. I è quello che abbiamo intaken, preso dentro, abbiamo già imparato. I come imparato. Più 1, un passetto. Tutto questo noi lo sappiamo da sempre. Se uno vuol fare un passo troppo lungo in una lezione, non imparano assolutamente niente. Cioè, sul momento lo imparano, soprattutto se sono giovani o adulti. Sul momento, razionalmente, uno lo impara. 2 settimane dopo non c'è traccia. Perché? Perché da una cinquantina d'anni si è scoperto che ogni lingua, e questa è la grande fregatura, perché ogni lingua, diversamente da ogni altra, ha un suo ordine naturale di acquisizione. Cioè, è una catena. Se io ho un anello, l'altro anello e così via, tutto si impara spontaneamente addirittura. Gli immigrati imparano così in fretta la lingua del paese perché hanno un input continuo e prima o poi l'anello che mancava arriva e la testa lo mette al suo posto. Purtroppo, spesso, soprattutto usando materiali autentici o prodotti dall'intelligenza artificiale, fanno salti troppo grandi, che a noi non sembrano grandi, perché per noi sono tutte cose che abbiamo imparato. Per chi sta imparando diventa fare un salto triplo quando sai fare un salto di uno singolo. Allora, i libri nuovi sono quasi tutti abbastanza corretti. Parlo però di libri di testo che abbiano alle spalle un'equipe, non uno che si è messo là e ha fatto un libro di testo. Oggi le equipe che fanno libri di testo sono enormi, c'è un sacco di persone. Come possiamo farlo? In alcuni casi sappiamo come funziona. Per esempio, sull'apprendimento dell'italiano degli immigrati, che è una situazione diversa dalla vostra, perché voi gli gestite l'input. Unità 1 ha un input più facile dell'unità 3 e dell'unità 8 e ci sono i passaggi. Invece uno straniero che arriva in Italia ha tutto l'italiano di fronte.
Allora, questo è già stato studiato, incominciano così. Io vuoi, tu vuoi, lui vuoi, noi vuoi, voi vuoi, loro vuoi. Perché? Perché loro sentono vuoi. Poi incominciano a io vuoi, tu vuoi, lui vuole. Perché voglio è troppo difficile, il verbo volere è impossibile. Poi, imparato il presente, intanto imparano anche a usare, quando non sanno cos'altro fare, l'infinito, io andare, tu venire. Poi arrivano a costruire il passato e allora fanno un passato che è in to, che non è un participio passato. Io venuto Etiopia, andato Germania, impaurito Germania, venuto Italia, conosciuto Maria, sposato Maria. È il passato. Poi il terzo passo è distinguere tra imperfetto e perfetto. Il to rimane come perfetto, l'ausiliare arriva ben dopo, però incominciano a usare un imperfetto. Perché questo lo fanno subito facilmente? Perché l'imperfetto c'ha la V e quindi è facile si inventano l'imperfetto. E spesso gli funziona anche, perché tra l'altro è poco irregolare l'imperfetto. Cioè c'è tutta una sequenza di apprendimento. I libri vi danno già questa cosa qua, ma la cosa importante è quando prepariamo attività noi non salti troppo lunghe. Quindi alla domanda quale pensa sia il miglior metodo di insegnare per imparare qualsiasi lingua? Globalità, analisi, sintesi, senza creare stress, ma creando situazioni positive, non è tempo perso, è tempo investito, e non facendo salti, perché sembra che imparino e un mese dopo non si ricordano più nulla. Quindi questo era, poi ci sarebbero tanti dettagli, ma insomma. Qua invece Katia Granati diceva non mi piace molto usare il dettato, però a volte mi rendo conto che è utile. Come posso risolvere questo rapporto di necessità-odio? Allora, dipende da quando usare il dettato. Usare il dettato a un livello A1 è utile e lo capiscono anche gli studenti. Cioè, nel senso che devi imparare a scrivere. Tutti dicono l'italiano si scrive come si legge, col cavolo. Il suono K, la C e il G, la K, la G sono micidiali. Il suono K lo posso dare con una C, con due C, con CH, con CCH, con X come cosa, con Q, con CQ, con doppia Q. Facile scrivere l'italiano. Ecco, lo spagnolo è molto più facile dell'italiano come scrittura, perché è più regolare. Quando poi ci mettiamo CIE o CE soltanto, è un casino. Allora, il dettato all'inizio può andare bene. Che problema ha il dettato? Ha il problema della correzione. Perché? Perché se te lo correggo io e ti metto un voto, ovvio che in quel momento tu hai un filtro affettivo, quindi quel dettato non serve a niente per imparare. Se invece il dettato è, ti faccio un dettato, poi apri il libro a pagina 46 e ce l'hai, e cerca di capire perché hai sbagliato, e se non capisci sono qui, intanto faccio meno fatica piuttosto che correggere i dettati. La grafia la imparano chi prima, chi dopo, perché lì una delle differenze è chi ha memoria visiva e chi non ce l'ha.
chi ha memoria visiva memorizza le parole come ideogrammi, come blocchetti uniti. Soprattutto se sa l'inglese, ha imparato in inglese che non si legge lettera per lettera, si leggono le parole sono dei disegni in qualche modo. E quindi ci sono quelli che arrivano più lentamente, ma ci arriveranno, quindi è abbastanza inutile stare a fare valutazioni. Poi, per carità, se mi rendo conto che uno fa un sacco di errori, allora posso intervenire. Come intervenire? Spiegando, cioè, se fossero persone che non si offendono, devono copiare. I bambini imparano copiando. Ma se voi dite a un 17enne o un 22enne di mettersi a copiare, vi prende la matita e ve la mette in un occhio. Allora, si può trasformare in una sfida. La sfida con se stessi. Quindi il prof poi non lo deve neanche vedere, e quindi non facciamo fatica, ma lo possiamo spiegare che si impara a scrivere facendosi l'autodettato come prova di memoria. Possiamo imbastirgliela in tutti i modi che vogliamo, che è questo. Io prendo il testo, il dialogo che abbiamo ascoltato, una pagina cioè un testo che abbiamo già letto, e dico benissimo, leggi una frase e prova a scriverla. Quindi lui legge: il dito più grosso della mano si chiama pollice, e deve scriverlo. Regolarmente a metà si dimentica una parte della frase, quindi devi tornare a guardarla e poi scriverla. È probabilmente la tecnica più forte per far imparare la grafia. Il dettato te lo fai tu. Dove sbagli, vai a cercare di capire perché è sbagliato. Se non lo capisci, vieni da me, professore, domani, o me lo metti in chat se abbiamo una chat comune e così via. Ma soprattutto non c'è l'umiliazione dell'aver sbagliato, ma c'è la sfida. La sfida, cioè tutte le tecniche fatte a sfida, lui sta sfidando se stesso e la sua memoria, e io posso proprio chiamarlo in una sfida di memoria, genera nel cervello noradrenalina, che è una forma di adrenalina. Avete presente che l'adrenalina è una droga spaventosa, eh? Ci sono quelli che corrono in macchina, che sono milionari in euro, potrebbero smettere, ma continuano a 40 anni a correre in macchina perché il brivido lo vuoi. Schumacher aveva smesso e dopo un anno è tornato a correre in macchina. È una droga. È come quando si fanno i solitari. Io quando faccio i solitari in autobus o in vaporetto con questo qua, se non mi viene, mi incazzo. E lo rifaccio, ne faccio un altro, lo rifaccio da capo, lo rifaccio da capo. È una droga. Ma è il meccanismo della noradrenalina. Ci piace tanto. E allora, che si faccia una droga autodettandosi, perché deve riuscire a farlo. E ci provi fin quando non l'hai fatto perfetto. È la tecnica migliore. L'autodettato è meglio del dettato. Poi, per carità, a livelli avanzati si possono anche fare dei dettati di tipo particolare. Se state facendo letteratura, quando si fa il discorso dei versi, della rima, di tutte queste cose, un gioco molto sfidante, anche molto difficile, insomma sono cose che si fanno con studenti ormai avanzati, è quello: io ti detto senza dirti dove si va a capo, in un sonetto. Quindi tu devi tener conto della rima, del ritmo, cioè, capite che qua siamo a livelli alti.
Noelia Carolina Pereira. A volte coinvolgere e mantenere l'attenzione degli studenti e adolescenti in alcuni argomenti, ad esempio storia, si rende un po' difficile. Potresti darci qualche strategia, suggerimento? Grazie. Allora, non so se qua stiamo parlando di insegnamento della storia, dell'arte, della storia, della storia e letteratura, eccetera, in un liceo italiano, cioè devono farlo come disciplina a sé, oppure stiamo parlando della storia, della pagina di storia o della pagina di geografia all'interno di un corso normale di lingua. Allora, rispondo a quello di un corso di lingua, perché altrimenti dovremmo metterci a parlare di tutte le materie culturali nei licei e diventa un po' un casino. Allora, la storia, perché qua l'esempio è sulla storia, ma forse può valere anche sulla geografia, su alcuni aspetti di cultura e civiltà, eccetera. Ma la storia ovviamente è il problema numero uno con studenti, non solo adolescenti in generale. Per lo studente adolescente la storia incomincia con quando lui è diventato adolescente. Tutto quello che c'è prima non ha significato. Non per niente nelle scuole elementari la storia incomincia proprio mettendo la foto del papà, la foto della mamma e la foto tua da bambino. Perché la storia è personale, poi per costruire la storia bisogna essere in grado di uscire dal proprio tempo. Gli adolescenti fanno una fatica terribile in castigliano, non solo in italiano, cioè per il concetto di storia. C'è anche un'altra cosa sulla storia che è psicologica. L'adolescente si sente centro dell'universo, centro del mondo. La storia ti fa sentire un granellino di sabbia in una slavina di sabbia. La storia ti fa sentire piccolo. E un adolescente tutto vuole, ma non sentirsi piccolo. Quindi ci sono questi problemi. Come venirne fuori? Allora, ci sono due cose. Ne sono due percorsi. Uno è il percorso un po' a ritroso, esattamente come quando i bambini fai mettere le foto di quando avevi 12 anni, 10 anni, 8 anni e così via. Cioè, se è storia recente, com'era l'Argentina negli anni 50? Chiedere ai tuoi nonni e ai genitori, se ve ne parliamo, vai a cercare in internet, Argentina anni 50, immagini su Google. E come ti immagini che si viveva nell'Argentina degli anni 50? Quando sono arrivati qua i tuoi nonni dopo la guerra che sono emigrati qua? Io sto parlando, poi salterà fuori il problema delle ondate migratorie dall'Italia all'Argentina negli anni 40-50, primi fino a tutti gli anni 50. Tutto questo verrà anche dopo. Ma intanto, come credi che trovassero? Cosa credi che trovassero? Proviamo ad andare, ripeto, ci vuole pochissimo. Andiamo a vedere com'era l'Italia, foto dell'Italia dopo la guerra, cioè da che cosa scappavano via. E cominciate a vedervi chiese abbattute, palazzi abbattute, città distrutte, gente con la fame. Cioè, i tuoi nonni sono venuti qua perché avevano fame. E che coraggio ci voleva per prendersi su, andare in un posto dove non sapeva la lingua?
i miei genitori sono partiti con me che avevo 5 mesi. Come culla usavano la valigia aperta e sono arrivati in Argentina senza sapere una parola di spagnolo. Che coraggio ci voleva? Tu ce l'avresti? Tu che sei in una situazione in questo momento economicamente non facile, ma probabilmente potresti avere o hai la cittadinanza italiana, avresti il coraggio di mollare tutto e di andartene in Spagna, in Italia? Allora, la storia siamo noi. Allora sì che posso incominciare a dare com'era l'Italia del dopoguerra, cosa è stata l'emigrazione dall'Italia al Sud America nel dopoguerra, eccetera, eccetera. Cioè ho investito un quarto d'ora facendoli parlare di quello che sanno o facendoli andare sul cellulare o se abbiamo un proiettore, vedere il proiettore, o come compito a casa di andare a guardare foto. Non gli sembra un compito, ma stanno cercando, e quelli in italiano hanno anche i testi in italiano, quindi tanto c'è un input. Questo è per la storia recente, che è quella dove posso far immaginare cosa vivevano, magari se non sono italiani, ma c'è sempre qualcuno di italiano intorno che ha avuto i nonni che sono andati. Quindi non parlerò di tuo nonno, ma del nonno di Flavia. Non cambia niente. Storia recente. Se invece volete fare delle cose, perché il libro ce le ha, o volete farle voi, di storia antica, medioevo, faccio per dire, perché c'è una pagina del libro sui borghi medievali, Siena, le città medievali e così via. Allora, a quel punto bisogna farli andare con l'immaginazione, come fossero in un film. Prendiamo una foto di Siena, faccio per dire, con le strade, con la gente. Tu hai visto tanti film. Come era secondo te? Come passava la gente? Come era vestita? Perché tirano fuori subito le gonne lunghe, tutte queste cose. Incominciare a far immaginare com'era. Si arriverà al testo dopo, ma quello questa volta, ma chi avresti potuto trovare? Che mestieri potevi fare? E se dovevi andare da Siena a un paese a 20 chilometri a trovare i nonni, come ci andavi? Col mulo, a cavallo? Ma tutti avevano un cavallo? No, solo i ricchi. E se avevi un cavallo, ma stavi a Siena, in quella casa lì, in quel palazzo lì, il cavallo dov'era? Era al piano terra. E quindi che odore c'era nelle città medievali? A dire il vero, l'odore di cacca di cavalli c'è stato in tutte le città fino al 1920. New York, Milano, Londra avevano tanta paglia per terra per assorbire le cacche e poi veniva pulita 2 volte al giorno. Allora incominci a vedere questo mondo strano, questo mondo antico. Se posso, tiro anche fuori un pezzetto su YouTube, ne trovo finché voglio, di 5 minuti di un video in una città medievale, di un film ambientato nel Medioevo, senza l'audio, cioè non ancora per fare italiano, proprio per farti immaginare. Dopo posso leggere la pagina di storia. Diventa più difficile se il libro fa storia, nel senso c'è stato Federico II, poi sono arrivati i Normanni, poi sono arrivati questi, cioè fa storia di quelle lì fatte elenco. Allora il mio consiglio è saltate, perché non serve a niente. Se non riesco a fare partecipare a un discorso storico, la storia non serve a niente. Se riesco a farti partecipare, immaginare come era la vita, come avresti vissuto tu, che mestiere avresti voluto fare,
Quali erano i mestieri? Non lo sappiamo? Allora, Wikipedia, mestieri medievali in Europa. Cioè, ti vengono fuori 30 secondi per vederli. Tu quale avresti voluto fare? Allora saltano fuori quelli che volevano fare mestieri manuali, artigianato, e quelli che volevano fare mestieri intellettuali o mestieri strana, la maga. Benissimo, creo 3-4 gruppi, mettetevi d'accordo su come spiegare in italiano il vostro mestiere che volevate fare e possiamo fare una discussione che non è più un'interrogazione sul libro di storia per vedere se sanno parlare. Parlano di quello che avrebbero voluto fare loro se fossero vissuti 6 secoli fa. Parlano male? E vabbè, parleranno meglio la volta prossima. Fanno errori e gli ripeto la frase in maniera corretta. Io sto aiutandoti, non sto correggendoti. Possiamo anche fare un'altra cosa. Quando ognuno dice che ho gruppetti, che mestiere voleva fare e perché, fare un piccolo video. E poi dopo ne guardiamo i video di 3-4. Sul momento tutti ridono, ma siccome succede a tutti, poi smettono di ridere. Ma in cui facciamo vedere il video, ascoltiamo il video che ha fatto Franca, spiegando perché lei voleva lavorare con i cavalli, fare le selle col cuoio, adesso non so. E poi chiedo agli altri, avete capito? Si è spiegata bene? Poteva essere più chiara? Secondo voi ha fatto qualche errore? Siccome i ragazzi sono fetenti e cattivi e cattivissimi, se Franca ha fatto un errore lo trovano subito. Ma non sono stato io, prof, giudice. Come si poteva dire, possiamo riprovarlo. Uno dice, ma ci metto un sacco di tempo. Certo, perché stanno imparando. Allora, prima diceva metodo per imparare le lingue, il metodo che non ha fretta. Perché quando poi hanno imparato una cosa davvero, non devo tornarci sopra una lezione sì e una lezione no. Guadagno tempo dopo. L'apprendimento delle lingue è lento all'inizio. È una curva così. Allora, vi faccio 2 grafici. Un grafico, ve lo faccio su, aspettate che trovo il pennarello, eccolo qua. Allora, aspetta che vedo come viene. Questo è il grafico del bambino. Il bambino impara tanto subito e poi, mano a mano che va avanti, rallenta. Il grafico nostro, di adulti e di ragazzi, è esattamente l'opposto. Noi cominciamo lentamente, poi andiamo su. Tra l'altro, metà degli esseri umani sono di intelligenza analitica, logico-matematica. Sono quelli che noi chiamiamo i perfettini. Sono quelli che quando sbagliano, quando non sanno una parola, subito, prof, che cosa vuol dire? Cioè, non vanno avanti se non hanno il quadro completo. È più o meno metà degli esseri umani, eh? L'altra metà degli esseri umani ha un'intelligenza invece più globale, più intuitiva, in qualche modo si arrangia, non gli interessa capire tutto, basta capire il significato generale. Allora, all'inizio, quelli che sono intuitivi, che vanno un po' così, in qualche modo comunico, all'inizio sembrano andare fortissimi,
poi appena arrivano ai tempi verbali plurali irregolari hanno crisi depressive, perché prima andavano così bene e poi stanno male. Ma noi abbiamo in classe metà analitici, metà perfettini. I perfettini hanno un problema sulle attività produttive, cioè parlare, dialogare, scrivere. Non si sentono all'altezza e quindi stanno zitti. Esiste proprio l'espressione, è un fenomeno, si chiama delayed oral practice. La pratica dell'orale viene rimandata. Questo succede anche nei bambini. Ci sono bambini che a 1 anno parlicchiano e bambini che a 2 anni e mezzo cominciano a parlare. Ma quando incominciano a parlare, parlano con i congiuntivi giusti. Perché? Perché metà del mondo è fatto in modo che se non è sicuro non va, non si mette fuori. L'altra metà del mondo è fatta come me. C'è da fare una conferenza in francese al Consiglio d'Europa. Io ho studiato francese, ma insomma, il mio francese è il mio francese. Ho incominciato dicendo mon français, c'est un français balbonien. Se vi piace bene, se non vi piace amen. E ho fatto una conferenza a braccio al Consiglio d'Europa fregandomene altissimamente degli errori che facevo. Ma io sono fatto così. Mia moglie sarebbe morta, avrebbe dovuto prendere l'Exotan per fare il testo scritto e corretto dalla nostra amica Marie-Christine, avrebbe avuto paura. Cioè, il mondo è fatto di diversi. Quindi nelle fasi iniziali dell'insegnamento noi abbiamo questa grandissima differenza, per cui è lento, dare tempo. Ma se noi il tempo lo usiamo per far sì che tutti siano convinti di parlare di sé, alla gente piace e memorizzano. Quando passa un po' di tempo, i lenti diventano poi velocissimi. I velocissimi rallentano, perché devono incominciare ad avere a che fare con tutti i tempi verbali, non soltanto presente e passato prossimo. Poi incominciano anche loro a dover fare i participi passati giusti e non quelli inventati o mettuto e così via. O corruto, o aprito. All'inizio può anche andare bene, pur di parlare, ma dopo un poco non si fa. Quindi rallentare molto e personalizzare. La storia in questo caso è che cosa avresti fatto, che cosa si mangiava secondo te? E la prima cosa che loro dicono regolarmente è, ci mettono dentro i pomodori, secondo te c'era la pizza? Secondo te c'era l'anduia piccante, se sanno che cos'è l'anduia piccante? No, perché finché Cristoforo Colombo non ha portato i pomodori e i peperoni e non c'era la polenta, come faceva il Veneto senza polenta? Non c'era la polenta e si moriva di fame e non c'erano le patate. E quando Napoleone ha fatto venire le prime patate in Italia, portate quindi nel 1796, le prime patate in Italia, i contadini credevano che si mangiassero crude. Non capivano che bisognava piantarle, eccetera, hanno dovuto insegnargli. Allora, come mangiavano se non c'erano le patate, non c'erano i pomodori, non c'erano i peperoni e non c'era il mais? Ops! Però diventa anche un po' di orgoglio. Siamo stati noi americani a far arrivare in Europa questa cosa. E senza le nostre patate, irlandesi, inglesi, polacchi, russi sarebbero tutti morti. E senza il nostro mais, i veneti, non ce ne sarebbe uno vivo. Cioè, e che cosa abbiamo importato noi argentini dall'Europa? Raramente si rendono conto che quello che hanno importato è il vino, perché i cereali c'erano anche in Sud America. Invece non c'era la vite.
Poi gli abbiamo importato anche il virus del morbillo attraverso i cavalli, con cui è morto il 97% della popolazione, e allora incominciamo a fare storia. Storia del rapporto tra Europa. Dopodiché, se c'è il libro sull'emigrazione, su tutte queste robe, sul Medioevo, se c'è la pagina, diventa naturale poi andarla a fare. Uno dice, ma io ci ho messo mezz'ora a fare tutti questi discorsi. Beh, per mezz'ora hanno ascoltato italiano, posso anche dire in spagnolo le cose difficili. Hanno provato a parlare italiano o dicendo in spagnolo le cose che non sapevano dire. Hanno attivato il cervello, immaginando, situandosi, e adesso ti rifilo il testo dal libro con gli imperfetti, passati prossimi, eventualmente passati remoti. Non preoccupatevi, perché anche gli italiani fanno fatica. Gli italiani del nord non usano il passato remoto mai. Quando io facevo lezione di didattica dell'italiano a stranieri, quindi erano studenti del master, quindi del secondo ciclo universitario, quindi tutti adulti, già con una laurea triennale in lingue o didattica delle lingue, la prima cosa che gli facevo fare era: perché voi sapete l'italiano, vero? Siete madrelingua? Sì, benissimo. Ditemi al mio ritmo il passato remoto del verbo stare. Allora, io stetti, tu stesti, lui. Nessuno arrivava alla fine. Verbo stare. Non ho detto un verbo strano, eh? Non lo usa più nessuno. Si usa nelle favole, ma sempre di meno. Si usa in letteratura, ma sempre di meno. Molta della letteratura gialla, poliziesca, che è quella più venduta, è fatta al presente. Oppure usano il passato prossimo normalmente. Montalbano usa il passato remoto, perché in Sicilia il passato remoto, cioè, quindi in storia, anche lì, passati remoti o non, per carità, in un B2 voglio anche il passato remoto, ma se il libro dedica tanto tempo al passato remoto, i libri si possono anche saltare delle pagine e non succede assolutamente niente. Basta ricordarsi che le abbiamo saltate. Curiosità? Abbiamo ancora 20 minuti. Un'altra domanda e intanto bevo. Abbiamo anche da YouTube, Agustina dice: molti studenti di solito dicono vorrei soltanto imparare a parlare, ma non mi piace studiare grammatica. Per lei è possibile imparare una lingua senza studiare la grammatica? Allora, è possibilissimo, tant'è vero che tutti i vostri figli, fino all'età di 8-10 anni, parlano tranquillamente lo spagnolo, parlano probabilmente l'italiano e non sanno niente di grammatica. Se però studi come sono fatte le teste dei figli, dei bambini, vedi che loro la grammatica se la fanno. Classico esempio, il bambino che a 36 mesi dice ho coprito, ho aprito, sa benissimo aperto e coperto. Perché? Perché cioè, uno dei verbi più normali quando ti metto a letto è coprire, e la porta si apre continuamente. A 36 mesi tutti i bambini italiani dicono coprire. A 36 mesi tutti, più 2 meno 2, tutti i bambini italiani dicono io ando. Sanno benissimo io vado. Costruiscono grammatica. Parlare, parlo, mangiare, mangio, cantare, canto, andare, ando. A 36 mesi tutti i bambini inglesi dicono I goed. Sanno benissimo went. In tutte le favole went è usatissimo, no, come verbo. Love, loved. Play, played. Stay, stayed.
go, good. La grammatica è il motore che genera lingua, è qua e qua. Sono due aree qua. Allora, è possibile imparare una lingua, parlare una lingua senza studiare la grammatica? Allora, senza sapere la grammatica non è possibile. Senza studiarla, bisogna vedere che cosa vuol dire studiarla. Allora, è molto più semplice e più rapido perché un bambino, abbiamo detto prima, ci mette 36 mesi per arrivare a coprito. A meno che tu non abbia 36 mesi per imparare a parlare, cioè 3 anni, ti conviene accelerare i tempi. Ma la grammatica, torniamo all'inizio. Il gatto ha avuto un input, un'esperienza, è caduto nel vaso. Ha fatto un'ipotesi, girandosi, è riuscito a venire fuori. È uscito, ha guardato bene, ha fatto un'analisi, poi ha fatto un esercizio, si è ributtato e è venuto fuori, e poi è andato via. Aveva imparato, cioè aveva creato la grammatica. Per uscire da un tubo dove sono caduto, devo girarmi in modo da avere la coda sotto, che altrimenti mi impedisce, e poi puntare le zampe e vengo su. Ha costruito la grammatica. La grammatica è il punto d'arrivo. Se vedete, tutti i libri, quelli moderni, partono con l'input e la grammatica è il punto d'arrivo. Partire con la grammatica è andare contro natura, perché in natura arrivi a ho coprito dopo 3 anni. Però non puoi fare a meno della grammatica, cioè se tu vuoi parlare è la grammatica che ti genera. Allora, la grammatica come aiuto, lo schema grammaticale come aiuto. È difficile scoprire tutti gli articoli, parlo degli articoli, il, lo, la, il, gli, le, un, uno, una, e se vogliamo dei, delle, degli, cioè 12 in tutto. Ma è difficile scoprire da soli per parlare tutte queste cose. È molto più utile, dopo un poco, lo schemino, che ti aiuta anche come intelligenza visiva. È molto più utile fare qualche esercizio, esattamente come il gatto che dopo aver capito come si usciva, ha riguardato, è bellissimo perché sta intorno al vaso, lo guarda e poi ci torna dentro, fa il suo giro, mette la coda sotto e proprio facendo forza sulla coda viene fuori. Cioè, fatto esercizi. Allora, per lei è possibile, vorrei tanto imparare a parlare, ma non mi piace studiare la grammatica. Tu devi creartela la grammatica. Qualche esercizio di grammatica ti conviene farlo. Però se io ho studenti di questo tipo in un corso orale, allora mi conviene fare esercizi essenzialmente orali. Perché quello che dà fastidio quando dice studiare la grammatica è avere enormi schemi scritti e fare tante attività scritte, suppongo questi studenti. Parlare. Esistono molti studenti che vorrebbero iniziare a parlare, sono quelli come me, quelli intuitivi, quelli che si buttano, che non hanno paura di sbagliare. Ma ricordiamoci che l'altra metà vuole imparare a parlare, ma prima di parlare vuole essere certa. Quindi è sempre un... Però un'altra cosa importante è venuta fuori qua, la grammatica è il punto d'arrivo. Punto d'arrivo anche di 5 minuti, Se io sto guardando un qualunque dialoghetto in cui ci sia l'imperativo, scusate, vai dritto, andate dritto, subito dopo posso fare la grammatica singolare, plurale negli imperativi.
senza dirgli magari che è un imperativo ancora. Se devi scusarti con una persona, chiedi scusa, con due persone, scusate. Se devi dire a uno di camminare fino in fondo, cammina. A due, camminate. Vai, andate. Vieni, venite. Sto facendo grammatica del singolare e plurale e dell'imperativo dopo 5 minuti. Magari il libro non ci aveva pensato, ma ci sono 3 esempi. Ma è a conclusione. Questa era un'altra cosa fondamentale. Che posto darebbe la grammatica nell'apprendimento? Ho già risposto senza aver visto la domanda prima. Fernando, Caro professore, qualche consiglio su tecniche di esercizi per le prove periodiche di italiano adolescenti? Il grafico è lo stesso una volta raggiunto il livello avanzato, perché sembra che a un certo punto sia più difficile avanzare. Allora, sul grafico prima, per forza che dopo è più difficile avanzare. Io nel livello A1 imparo 100 cose, nel livello A2 ne imparo 80, che si aggiungono, nel livello 3 cioè, quando arrivo che cioè, voi oggi di cose nuove di italiano non imparate quasi niente, cioè lo sapete già, quindi il diagramma diventa piatto. Tecniche ed esercizi per le prove. Una sola regola, ce ne sono tante di tanto tipi, Wikipedia ve ne dà un sacco, io ci ho scritto un sacco, ma soprattutto c'è una sola regola, che siano, a dire il vero le regole sarebbero 4. Pace, ricordatevi pace, in inglese race, the race of a test, scritto race. In inglese la prima è relevant, da noi è pertinente, cioè la tecnica che voglio fare è pertinente a quello che voglio far fare o quello che voglio testare? Mi spiego. Un dettato, se lo uso per vedere l'ortografia, mi dice l'ortografia. Il dettato ha un problema perché non distingue tra gli errori di sistema, cioè una cosa che non so, e l'errore momentaneo con lo stress della dettatura, la fretta e così via. Ma insomma, se io uso il dettato per vedere la comprensione, sto sbagliando, perché un dettato non mi dice se io capisco una cosa o no. Esempio, se io vi dico piripicchio, tutti siete in grado di leggerlo, di scriverlo in un dettato. Ma avete capito cosa vuol dire? No, perché la parola non esiste. Non è detto che tutto quello che c'è scritto sia stato capito. Anche in inglese, se uno mi dice pyre, io non so, non vuol dire niente, ma non so che cosa voglia dire, però ci provo e scrivo pire. Massimo potevo scrivere con la Y, ma molto probabilmente se si pronuncia pyre, anche in inglese dove la pronuncia è folle, la scrivo pire, ci provo. Non l'ho capito però. Non solo, tante cose che in un dettato mancano possono essere state capite benissimo, ma semplicemente a uno è caduto la matita. A quello di fianco a me è caduto la matita e lui si è chinato, io ho perso l'attenzione e non ho scritto una frase. Oppure non sapevo bene una parola e quindi le 4 dopo non faccio tempo a scriverle. Errori. Quando io scrivo in fretta, che mi prendo gli appunti, faccio delle cose terribili di errori di grafia, perché non me ne frega assolutamente niente, sono appunti miei. I più comuni che faccio è allora con l'apostrofo, quando vuol dire allora, e poi eredità di aver fatto le scuole elementari in Argentina e Cile. Se devo scrivere Pasqua, io devo andare a chiedere al computer se ci vuole la C o la Q. E quindi io lo scrivo come viene. Insomma, tutto sommato, sono il professore ordinario di linguistica e di didattica dell'italiano, quindi alla fine se ci penso me lo ricordo, ma se ne lo scrivo... Allora, la prova deve essere
pertinente a quello che voglio. Un dettato serve per l'ortografia e non è una grande prova, ma non serve per la comprensione. Pace, pertinente. A. Accettabile dal punto di vista degli studenti. Un dettato fatto in fretta, con un voto dopo perché è un test, provoca stress. E tutti quanti noi, sotto stress, facciamo errori. Allora, io so, molti di voi sono di madrelingua italiano, di discendenze italiane, comunque parlate bene l'italiano perché l'ho insegnato. Io so che il 90% della ragione per cui non avete preso la parola è che parlare con un italiano di fronte ad altri, sapete che avreste fatto errori. Io quando parlo in inglese, faccio conferenze in inglese, mi dicono che ho un ottimo inglese. Ma se io parlo con Carmen Coonan, sono stato suo testimone di matrimonio, abbiamo fatto il primo libro insieme nell'89, abbiamo avuto lo studio attaccato per 40 anni, lei è inglese, se io parlo inglese con lei faccio schifo. Prima vi citavo Marie-Christine Jamet, stessa storia, abbiamo fatto il primo libro sempre nell'89, ci conosciamo da una vita, abbiamo cenato insieme anche martedì scorso, ma se io con lei parlo francese, faccio schifo. C'è lo stress da prestazione. Allora, sono prove che gli studenti non accettano psicologicamente. Allora, posso anche farla, ma so che i dati che ottengo sono falsati. Hanno paura. È lo stesso che andare a chiedere a uno che ha appena avuto il divorzio dei genitori, fammi una composizione su cosa vuol dire essere figlio di divorziati. Cioè, capisci che lo stress che gli metti addosso altro che fa fare errori di lingua, percorsi, periodi troppo complessi che non è in grado di gestire perché vuole spiegare. Cioè, pace, quindi pertinenza, accettabilità, comparabilità. Lo sappiamo tutti, se facciamo fare una composizione è una cosa terrificante perché non possiamo poi paragonare. Quindi, se sono prove periodiche, se riesco a farle in modo che io posso alla fine sapere dei 12 studenti, poter comparare i risultati, non solo tra tutti, capire perché 5 persone hanno fatto quello stesso tipo di errore e poi vado a vedere come sono fatte quelle persone. Se sono persone che studiano poco, allora è perché hanno studiato poco, ma anche comparabile, se possibile, con la storia di quello studente. Se ho dei test abbastanza precisi, posso anche ricordarmi che lui sbaglia sempre i tempi dei verbi. Se me li ha sbagliati anche stavolta, e io quindi posso nel mio file con il nome di tutti prendermi degli appunti, proprio per poter comparare, vedere se sta uscendo da dove è caduto sempre, o se continua, perché allora gli dico, ciccia, sono già 3 test in cui vedi, proviamo a fare qualcosa, bla bla bla. Pertinenza, accettabilità, comparabilità e poi, visto che siamo umani e visto che veniamo pagati poco e abbiamo un sacco di cose da fare, economicità, economia di tempo, cioè che siano test che si fanno in mezz'ora, che si fanno in 40 minuti, che poi tra darli, farli e prenderli ci va un'ora, ma non un test che mi servono 3 ore, perché allora perdo 2 ore di insegnamento. Il test è importante, ma non è l'insegnamento, è un pezzetto. L'altro è che siano economici da correggere, perché noi dobbiamo correggerne decine e decine. Allora, un test tipo una composizione è lungo da fare,
difficile da correggere, e se voglio spiegargli dove ha sbagliato mi ci vanno 6, 7, 8 minuti. Ho 15 studenti, sono 2 ore di lezione buttate via. Allora, composizione possiamo fare altre cose, ma non la uso per i test. Che siano pertinenti, voglio verificare se sanno le preposizioni, che si vedano le preposizioni e non i passati dei verbi. Che siano accettabili per gli studenti, che siano comparabili per poter vedere se io ho gli studenti che in media hanno fatto giusto il 60%, cioè 6 item su 10, e sono tutti tra 5 e 7, vuol dire che la media è quella. Ma se ci sono alcuni che hanno fatto bene 1 e male 9, e alcuni che hanno fatto bene tutto o solo un errore, vuol dire che ho una classe troppo spaccata, che con alcuni sono andato troppo avanti e con altri sono rimasti troppo indietro, e se non recupero quelli indietro qui diventano una zavorra che mi bloccherà le ore successive. Per questo comparabili, che possa avere un quadro d'insieme, ed economici, sia da fare in classe o a casa, eccetera, sia da correggere. Insisto, non siamo pagati stipendi da manager, quindi il manager può anche lavorare 18 ore al giorno, tanto guadagna milioni. Noi cerchiamo di lavorare quello che è giusto, ma se è possibile correggere rapidamente è meglio, anche perché il mio ricordo della correzione dei compiti, io l'ultimo anno in cui ho insegnato ho avuto 555 esami registrati, quindi c'erano anche bocciati, di più. Erano esami complessi perché era un esame universitario. Io mi ricordo che a metà il tentativo era: mi suicido oggi o aspetto stasera? Cioè, d'altra parte, esame universitario non puoi fare 3 domande a scelta multipla. Ma io non solo correggiamo i primi 5 in un modo, il grosso con meno attenzione. Quando arriviamo agli ultimi, siamo incazzati col mondo, incazzati con gli studenti che hanno fatto errori che secondo noi non dovevano fare, siamo incattiviti, e la valutazione che diamo dei poveri ultimi 5 compiti non è con gli stessi parametri dei primi 5. Se la correzione è lunga, questo effetto si amplia. Se la correzione è economica, rapida, poi per carità, gli ultimi ci rompono sempre, ma quando vedi che ne mancano 3, dici dai, andiamo. Signori, abbiamo finito i nostri incontri. Se vogliamo, l'anno prossimo facciamo un bis. Cosa Sì. ne dite? Cosa Allora, dici? voi sapete che la mia mail è balboni@unive, Università di Venezia.it. Se volete scrivermi, scrivetemi. Se avete cose da chiedere, chiedete. Andatevi a vedere i materiali gratuiti che vi ho dato, che ho fatto vedere l'altro giorno. Vi ho dato quelli per una ragione molto semplice. Nessuno poteva dirmi niente, hai preferito questo. Sono tutte cose che ho messo online io, perché altrimenti c'era sempre che dice: ma perché hai fatto vedere quelli e non questi altri? Sono quelli che ho regalato io, e quindi va bene. Cercate di usarli, e ci vediamo l'anno prossimo. Va Magari. bene? Bene, grazie. Grazie Paolo, grazie mille. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito per questi 3 incontri. Rimangono sempre sul nostro canale YouTube.
Marisa, sei in linea? Sì, sì, ci sono, sì. Vuoi Grazie, dare Mauro. alcune Allora, parole? sì, vorrei salutare il professore, ma innanzitutto ringraziare enormemente perché ha provocato un'emozione enorme in me, in tantissimi, in tutti noi, no? È un piacere veramente sempre seguirla e non so, sono emozionata veramente. Da anni che conosco il professore e ho avuto l'opportunità di conoscerlo qui alla Dante e frequentare dei corsi con lei. E un grande, enorme grazie di Un tutto. grande enorme prego. Da sempre ci ha avviato verso lo studio e arricchito con i suoi libri, lezioni, corsi, eccetera, il nostro percorso e la nostra formazione, ci ha avviati sempre, incoraggiato, stimolato, docenti, alunni, dirigenti scolastici alla didattica, alla tecnologia, come ha fatto adesso anche in questi 3 incontri, e non solo, e anche a riflettere, no, sul loro utilizzo. Io ho un immenso grazie per la sua disponibilità e come ho detto anche il primo giorno, no, il primo incontro, grazie per condividere con noi le sue conoscenze. Saluto anche da parte della Fedilci, no? Perché la Presidente oggi non si è potuta far presente, non è presente con noi perché ha avuto dei problemi, però bene, volevo salutarla da parte anche della Fedilci. Grazie Mauro, grazie Bene. alla famiglia Veneta per questo.